Buonasera, benvenuti al centro sportivo Giovanni Aloisio, benvenuti alla seconda giornata di promozione Girone A, benvenuti da Misilmeri, oggi gara in casa per i ragazzi dello Sport Palermo. Si scende in campo, Sport Palermo contro Mazara 1946, tutto pronto per l'inizio di questa seconda giornata di promozione. Si gioca, si può cominciare. Strafusilate, Zimati vuole andare dentro sull'inserimento dell'attaccante, il gol che vale 1-0 ma non viene convalidata la rete. Ecco qui è arrivato con qualche istante di riflessione la comunicazione dell'arbitro. Occhio al destro, alla ricerca del primo, deve volare, toglierla dalla porta, l'intervento di Conticelli che salva. Lapi, un tocco, Monti vuole andare dentro, Zimati anticipato. Ottima chiusura, questa salva risultato di Maniscalco. Cross dentro, occhio la chiamata, resta poi ancora lì con lo scarico in rete convalidata, arriva il gol 1-0 del Mazara, il gol di Perrone che sblocca questa partita. Lizzo vuole l'aria, vuole Monti, col petto, resta lì Monti, ci ha provato il 9 dello Sport Palermo alla mezz'ora. Maniscalco inseguito da Zimati, controllo incerto, poi se la lavora bene, Maniscalco vuole andare in porta. Occhio la giocata, Viola gira a Zimati, palla tesa dentro, la manda alta, la mandata alta Firetto, non trova lo specchio. Mancino di Minnone verso l'aria, colpisce il palo, resta lì e poi la mandata altissima Lapi. Occasione da gol. L'ultima palla di questo primo tempo, non riesce ad alzarla, può fischiare due volte. Squadre che vanno all'intervallo, 1-0 Mazara, decide il gol di Perrone al 18esimo. Dopo il gol trovato al 18esimo da Michele Perrone che sblocca questa partita sotto i padroni di casa dello Sport Palermo. Non c'è lungo. Uzzo, indeciso qui, occhio la palla strappata per il gol che vale il 2-0, raddopia il capitano, riesce a raddoppiare Rosella, il gol che vale il 2-0, il raddoppio che arriva del Mazara al 7° minuto del secondo tempo, ti sblocca questo secondo tempo di gara, si riesce a sbloccare con il 2-0, il raddoppio della formazione ospite. Minnone salta, Sinagra controlla col petto per la botta al volo, colpisce in pieno l'avversario, colpisce in pieno De Santis, ancora Saluto, scivola a terra, finisce per scalciare, si continua a giocare ancora con la palla per Beri che cerca Perrone, posizione che sembrava essere irregolare, si continua a giocare ancora per la chance del 3-0, palla che termina larga di pochissimo. Berri si gira su se stessa ancora, Berri contro Monforte, palla messa in mezzo sull'inserimento del appena entrato Caracci, non trova lo specchio ma Rosella vuole andare dentro sull'inserimento di Perrone, di Maniscalco, perdonate, messo giù, fischia l'arbitro, parte Minnone alla ricerca direttamente alla porta, la palla termina in rete, il gol del 2-1, lo Sport Palermo accorcia le distanze. Cross in mezzo sul secondo, non indirizza verso la porta, qui occasione. Vai Sinagra, occasione, salva Sinagra, la toglie, rimessa la toglie per il Mazara. Berri arriva, gliela strappa, si gioca possesso Mazara, Berri apre sui lati, vuole puntare ora, vuole entrare in area, palla sul destro, cercare il primo. Salva bene Conticelli. Gran controllo in mezzo al campo. Passa a Rosella per andare verso la porta, prova a sfidare il portiere, qui Rosella, Minnone. Mancino prova a cercare la porta, Conticelli gioca dentro, Rustico esce con i pugni, viene messo giù Sinagra sotto gli occhi Pinti, non c'è fallo, si gioca ancora, cross in mezzo, reso terra teso solo per il portiere, controllo sicuro di Rustico che blocca e va giù. Palla messa dentro, Uzzo protegge per Conticelli, porge il fischietto in bocca e fischia 3 volte l'arbitro, sale a quota 6 punti il Mazara, Sport Palermo resta a 3, crolla in casa lo Sport Palermo dopo la prima trasferta vinta per 2-0, Mazara arriva con voglia di vincere, riesce a portare i 3 punti qui tra le mura casalinghe dello Sport Palermo a Misilmeri.